trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto lì è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese un'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi: non mi picchiare tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva uscire quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò il corbello dei crucili e della segatura e nessuno aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque, ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca, si vede che quella vocina me la sono figurata io, rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Ai, tu m'ha fatto male, gridò rammaricandosi la solita vocina. Quella volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori dal capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, ricominciò a dire tremando e balbettando dello